Oltre 12.000 euro raccolti grazie al contributo di 40 sostenitori. Per i ragazzi dell'Ipsia Galilei di Castelfranco il sogno si avvera. Con 120 giorni d'anticipo sulla chiusura del crowdfunding hanno raggiunto l'obiettivo dei 10.000 euro necessari ad ultimare il drone da utilizzare in caso di emergenza, come alluvioni o frane, per arrivare laddove non sia possibile con altri mezzi e portare farmaci salvavita. Dà una grossa iniezione di fiducia nei confronti dei nostri ragazzi, soprattutto perché noi abbiamo scommesso su di loro e sulla loro creatività con questo progetto Maker Lab, dove lavoriamo sui droni, lavoriamo sulle stampanti 3D, lavoriamo sulle schede Arduino. 40 finanziatori, ai quali va ora il ringraziamento di studenti e docenti. Devo ringraziare Flavia Lamonato, che è una delle prime sostenitrici, che ci ha creduto nei giovani, ci ha dato un'enorme fiducia nel superare i vari ostacoli che abbiamo incontrato. La scarsa digitalizzazione e il timore di effettuare i pagamenti in rete i maggiori ostacoli, che non hanno però fermato i sostenitori del progetto. Ora, con questi soldi raccolti, i ragazzi potranno ultimare il drone salvavita, perfezionare l'elettronica ed iniziare a breve la sperimentazione. Unico ostacolo all'azione sul campo è la normativa, che pone paletti rigidi all'utilizzo di questi mezzi. Ma il lavoro dei ragazzi dell'Ipsia continua e in laboratorio è già pronto un nuovo mezzo da realizzare, il drone Emergency. Dovrebbe trasportare i defibrillatori, quindi trasportare un defibrillatore richiede un drone molto più potente rispetto a quello che abbiamo preventivato noi, che lavori anche in situazioni di emergenza tipo neve, vento in alta montagna.